Buongiorno a tutti da Schiffer Adams e da Sardegna Dimenticata, dall'Host Sardinia. Il quadro che ho scelto oggi per la mia rassegna, i 369 quadri di Nuova Arcadia, costituisce a mio giudizio un vero e proprio capolavoro pittorico del periodo gotico-romantico, in generale di tutta la storia dell'arte di questi ultimi 2000 anni. Sto parlando del dipinto Abbazia nel Querceto, Abdei im Eichwald, del pittore tedesco Caspar David Friedrich. Questa tela fu realizzata da Friedrich tra il 1809 e il 1810 e, come vedremo nei dettagli, non si tratta solo di un semplice quadro, bensì di un vero e proprio emblema del periodo gotico decadente dell'Europa napoleonica, in generale una sintesi pittorica del tardo romanticismo tedesco, infarcito di elementi misterici, oserei dire poeschi, facendo dunque menzione di un grande scrittore americano, nato proprio nel 1809, ossia l'anno in cui Friedrich iniziò a realizzare il dipinto. Sto parlando naturalmente del grande Edgar Allan Poe. È un riferimento anche alla caduta della casa Usher, di cui questo quadro ispira moltissimo. Le dimensioni e le caratteristiche del quadro: si tratta di un olio su tela, una tela abbastanza sottile, infatti fu soggetta a diversi restauri, uno recente nel 2013 e fu anche restaurata, se non ricordo male, nel 1906. Le dimensioni sono 110 x 171 centimetri. La tela è esposta all'Alt National Gallery di Berlino, scusate la pronuncia, io non parlo bene il tedesco. Innanzitutto, prima di analizzare in profondità il quadro, un cenno al perché Friedrich si mise a realizzare una simile opera, così intrisa di aspetti lugubri e decadenti. È in realtà una sintesi della sua vita e dei dolori vissuti in quegli anni. L'artista tedesco conobbe circa 6 mesi prima, alla fine del 1808, la morte di sua sorella maggiore, Katharina Sponholz, che fu per Caspar come una seconda madre. I due erano molto legati. Entrambi vissero insieme dopo la perdita dell'amata mamma, quando erano molto giovani, e fu lei a coltivare ed educare Caspar nella sua crescita, con notevoli influssi che lui trasmise poi alla sua arte pittorica. Altro aspetto molto importante che rivela la natura intima di questo quadro è un'isola. Si tratta dell'isola di Rügen in Germania, all'estremo nord del paese, un'isola che si affaccia nel Mar Baltico, incastrata fra Danimarca a sinistra e penisola scandinava in alto. Un'isola sicuramente suggestiva e fredda, proprio come il tetro Abbazia nel Querceto. In effetti tutti i quadri realizzati dal pittore in quegli anni erano intrisi di dolore e tristezza, malinconia e decadimento. La morte di sua sorella Caterina aveva minato fortemente il cuore di Caspar, ma lui, anziché prendersi una pausa, continuò a dipingere, producendo dei veri e propri capolavori. Non è finita qui. Lo sfortunato Caspar dovette poi sopportare anche il dolore per la perdita di suo padre, avvenuta poco più di un anno dopo, agli inizi di novembre del 1809. Fu per lui una vera tempesta angosciante. Fu in questo clima che iniziò a dipingere Abbazia nel Querceto, un'opera di straordinaria bellezza, da come potete vedere, per le cupe atmosfere che riesce a trasmettere, ma anche per questo suo carattere di desuetudine pestilenziale, non priva di un affascinante mistero, come se fosse un quadro proveniente da un'antica collezione di un castello medievale del nord Europa, magari abbandonato o abitato da presenze oscure.
Di quello stesso anno fu il ritratto che Caspar si fece fare da Caroline Bardua e che vedete ora nel video, immagine del video. Prima di analizzare nei dettagli l'opera, qualche altro cenno sul quadro. Venne esposto a Berlino nel 1810 in occasione della visita del re Federico Guglielmo III di Prussia. L'opera fu chiamata appunto nel titolo originale Abbazia di Eichwald, ispirata alle antiche rovine dell'abbazia di Eldena, vicino Greifswald in Pomerania, nel nord della Germania, dove nacque appunto Caspar il 5 settembre del 1774. E visto che ci siamo, ricordiamo anche la sua data di morte: morì a Dresda il 7 maggio del 1840. Quindi vediamo che il pittore in moltissimi suoi dipinti ritrae degli ambienti, dei luoghi che influenzarono molto la sua vita, quindi ambienti della sua infanzia, della sua adolescenza, e l'abbazia del Guascetto è uno di questi, quindi le rovine dell'abbazia di Eldena, da come potete vedere nelle immagini. E lo stesso re Federico di Prussia comprò 2 tele di Caspar dopo quella mostra, e una fu proprio questa, Abbazia nel Guascetto, l'altra invece fu Monaco di Valmare, uno dei dipinti più famosi di Caspar, oltre a ovviamente a questo. E in realtà poi il re Federico acquistò questa sua opera per donarla a suo figlio. E ora veniamo all'analisi dell'opera. Vedremo nei dettagli gli aspetti più importanti, a volte anche nascosti, celati, perché il fascino di quest'opera non è sempre visibile, ma traspare sottilmente nei suoi particolari più intimi e più nascosti. L'elemento che predomina sulla scena è ovviamente l'abbazia, il monastero, il rudere che troneggia in mezzo a un clima pestilenziale e fatiscente, quasi come una palude, con delle croci disseminate nel terreno scuro e quindi delle tombe. Quindi siamo in un cimitero. È quindi appunto una chiesa gotica, un rudere di questa abbazia, ma al contrario delle rovine dell'abbazia di Eldena, dove si vede la forma della finestra gotica, in realtà nel quadro c'è proprio una finestra, una struttura metallica inferriata che sembra quasi il particolare di una finestra di un castello, di una feritoia, quasi di una feritoia, perché si tratta di una finestra molto alta e sottile. E i vetri però sono scomparsi. Attorno alla monumentale quanto decadente abbazia, quel che rimane di esso, emergono questi alberi spettri, come degli spettri che troneggiano e danzano attorno al monastero, cupi e pestilenziali, quasi danzanti, oserei dire. E poi, se uno guarda bene sul fondo del dipinto, anche se a volte nelle immagini che si reperiscono sul web è difficile notarli, ma ci sono dei monaci, dei gruppi di monaci vicino all'abbazia, sull'atto sulla parte inferiore del quadro, del dipinto. Da come vedete appunto nell'ingrandimento dell'opera si notano questi monaci, queste figure oscure che si trovano in basso al centro. Lì per lì, se uno non vede l'opera dal vivo, non li nota, perché spesso c'è molta oscurità e quindi bisogna avere un occhio attento per riconoscerli. Questi particolari si legano molto all'orario in cui la rappresentazione dell'abbazia viene raffigurata pittoricamente, ed è un orario che si colloca all'alba, perché se voi notate in alto nel cielo verso la destra, vicino all'ultimo albero sulla destra, si nota, ma quello più alto, si nota la luna che è molto molto velata, ma sta per scomparire nel cielo, e quindi
rivela appunto questa luce, questa più che un crepuscolo è in realtà un'alba. Un'alba. Questo elemento potrebbe essere interpretato come un fattore di speranza, no? Dopo il dolore, la speranza di una rinascita. Quindi non si tratta di un crepuscolo come inizialmente potrebbe sembrare, ma di un'alba. Un altro particolare di questo quadro molto affascinante che inizialmente non si nota è la suddivisione in tre fasce di illuminazione, in tre fasce di colorazione pittorica, il quadro, la rappresentazione di questa abbazia. Partendo appunto dal basso, quindi dalla parte più scura della tela, quindi un aspetto di un'illuminazione buia che coincide anche col terreno e il territorio dove sorge l'abbazia. E poi le altre due fasce di illuminazione, quindi il passaggio fra la notte e il giorno, quindi il chiarore mattutino che si trova nella fascia 2, quindi al centro dell'opera, mentre in alto la notte che abbandona il suo sipario, quindi il suo palcoscenico, per dare spazio al giorno. Ci sono molti dettagli nascosti di questo quadro, alcuni di essi non li avevo notati nemmeno io, però poi controllando bene, analizzando bene, ingrandendo le immagini che ho trovato sul web, perché purtroppo questo quadro non l'ho mai visto dal vero, sarebbe fantastico poterlo ammirare un giorno, ma ci sono molti particolari che non si notano se non ingrandendo le immagini o guardando il quadro dal vero. Un altro è che nella vetrata dell'abbazia quindi ci sono questi tre cerchi, di cui uno spezzato sulla sinistra. Nel cerchio più alto, che conclude l'inferriata della finestra gotica dell'abbazia, si intravede, cioè si vede proprio la sagoma di un uccellino che è appoggiato nell'inferriata. È fantastico, perché quest'opera è veramente incredibile, ha degli elementi che possono essere riconosciuti anche a distanza di giorni o di anni, se uno non ne fa un'attenta analisi. E poi c'è un altro elemento molto molto nascosto di questo quadro, è una cosa che non avevo notato se non navigando in un sito un sito di critica d'arte, che me l'ha fatto scoprire, perché in effetti non si vede se non veramente ingrandendo l'immagine fino al midollo praticamente. Da come potete analizzare anche nel video, appare dove ci sono i monaci che procedono verso il portale, quindi in basso al centro del dipinto, una grande croce, vedete l'immagine, la croce evidenziata in rosso, e poi si vedono anche delle due candele accese che praticamente guidano questo passaggio dei monaci verso questa croce quasi invisibile, ma che si vede se non ingrandendo veramente l'immagine o guardando il quadro molto da vicino. I monaci praticamente sono tutti col saio, ma hanno il volto scoperto, non sono incappucciati. Anche questo è un particolare degno di nota, non c'è nessun monaco che abbia il cappuccio, però hanno solo il saio. L'abilità pittorica di Caspar, oltre al tratto, all'atmosfera che si è saputo imprimere nella tela, queste illuminazioni, Friedrich di solito dipingeva a strati, con molti strati, utilizzava diverse vernici opache e stratificava le colorazioni dei suoi dipinti grazie appunto al dipinto ad olio, perché l'olio è fra le tecniche pittoriche quello che si presta meglio alle stratificazioni. Non so se Friedrich dipinse questo quadro tutto in una volta o se magari nel corso dell'anno, fra il 1809 e il 1810, lo interruppe per alcuni mesi per poi riprenderlo, perché appunto sembra quasi che abbia atteso che si asciugassero completamente alcune stratificazioni per poi riprenderlo qualche mese dopo e arricchirlo con altri strati di altre colorazioni.
è veramente un quadro straordinario, non esagero. E poi la simmetria perfetta, come vedete appunto dall'analisi del video, la simmetria perfetta dell'abbazia. Ci sono le numerazioni proprio delle querce, sono 4 grandi querce a sinistra e 4 a destra. Anche questo è un elemento che Friedrich non ha messo lì per caso, quindi è tutta una simbologia numerologica che va riletta e va scoperta, va riscoperta. Sicuramente uno dei miei quadri preferiti, un valore inestimabile, spero un giorno di poterlo vedere a Berlino. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo quadro della mia rassegna personale di 369 quadri di Nuova Arcadia. Grazie per la vostra attenzione e ci risentiamo per la prossima critica.